Allora, per Vigne del Malina il nostro vino più particolare che ci rappresenta di più direi che è il Pinot Grigio Amato, un po' per vari motivi. Il primo è perché comunque è un vino che viene fatto soltanto in determinate annate, quando l'uva è sostanzialmente perfetta, quando raggiunge degli standard che sono gli standard che noi come azienda e come famiglia, come filosofia vogliamo rispettare. Vino appunto 100% Pinot Grigio, quindi bianco, vitigno e uva bianca, ma vinificato come se fosse un rosso, quindi fa prima acciaio e poi fa legno, circa 48 mesi, e poi a fine bottiglia. Abbiamo fatto, come dicevo prima, 5 edizioni e direi che si ci rappresenta, facciamo 1500 bottiglie, quindi è particolare per Vigne del Malina e soprattutto molto amato. E come abbinamento direi dei sapori comunque un po' diversi, un po' decisi. Essendo un vino che è vinificato come vino rosso, può andare bene con una semplice tagliata di manzo, ma anche abbinarsi a delle cose un po' particolari come piatti coi funghi oppure sapori un po' orientali, dove vengono usate magari delle specifiche condimenti tipo la soia, o una cosa tipica che facciamo qua comunque in Friuli si vede, visto che abbiamo un allevamento esclusivo di lumache, è un goulash di lumache che abbiniamo alla polenta e abbiniamo al Pinot Grigio Amato, è il nostro abbinamento top. Allora, noi come azienda vinicola abbiamo aperto nel 2011 anche un locale che inizialmente era appunto vendita, e poi la novità del fine 2024 e diciamo col 2025 sarà anche questo agriturismo osteria che abbiamo aperto dal giovedì alla domenica, dove è possibile degustare i nostri vini e mangiare e soprattutto assaggiare dei piatti tradizionali un po' rivisitati e che si abbinano a tutti i nostri vini che sono stati studiati dal nostro cuoco e dal nostro enologo per andare a valorizzare proprio il vino al 100%. E quindi ovviamente potete trovare i vini qua direttamente nel nostro ristoro. Abbiamo qualche locale, insomma, Udine Centro, ad esempio la Trattoria ai Frati, che è anche un ristorante storico che c'è da una vita in centro storico a Udine. Trovate anche al ristorante La Tavernetta, trovate anche sempre zona Udine Centro dei ristoranti di carni che sono il Grano Salis, e in via Poscolle e anche al ristorante Lepre, che appunto hanno i nostri vini, e anche potete mangiare cucina tipica friulana, è molto interessante come abbinamento. Hanno sia l'enoteca che la parte di ristorazione vere e proprie. Altro posto che è un po' fuori Udine, ma è comunque abbastanza rinomato anche in zona, perché hanno una delle cantine che ha vinto anche il Friuli, mi sembra col Gambero Rosso come migliore cantina, è il ristorante Danando, che appunto potete trovare sia i nostri vini che un'ottima cucina come tantissimi altri grandi vini, quindi se siete di passaggio ve lo consiglio. Allora, io sicuramente vi direi tutti i salumifici d'Osvaldo, quindi comunque a parte che è un bellissimo giro da fare, comunque se si è in zona anche andare a Cormons, molto carina, comunque sei sul Collio, è proprio bella sia la cittadina da vedere, e ci sono un paio di locali anche carini da andare a trovare, e poi fare uno stop ad Osvaldo, magari sentirli prima perché non aprono le porte a tutti, però sono sempre molto disponibili ad aprire e fanno magari anche assaggiare i loro prosciutti, fanno fare anche un piccolo giretto e fanno vedere proprio come lavorano. Secondo me è veramente un prodotto di qualità ottimo, ed è una di produzione familiare da tantissimi anni, quindi io penso sia veramente una meta da fare se si viene in Friuli. E poi vi consiglierei un'altra persona che in realtà è per me molto, molto speciale, che è Stefano Treffer, che fa il miele Treffer,
e adesso ho iniziato a fare anche delle marmellate. Perché lui, oltre ad avere le sue api anche appunto in zona Cormons, in zona Coglio, è da un paio d'anni che ha messo le sue api vicino ai nostri vigneti, quindi insomma chiaramente cioè, teniamo, il suo miele anche qua, lo mettiamo a volte negli abbinamenti con i nostri piatti e fa diversi tipi di mieli e ha iniziato a fare queste confetture che al posto di mettere lo zucchero mette il suo miele e quindi penso sia un prodotto anche lui, una cosa di nicchia, conosciuta da pochi ma giusti, ed è un prodotto molto di qualità, sì, quindi è miele trèfle. Allora io direi che sicuramente fare uno stop da entrambi i lati, quindi comunque Udine e Cividale, ci sono tantissimi posti da vedere, ma Udine vi direi assolutamente con una bella giornata di andare a fare la camminata fino al castello di Udine, poi magari anche mangiare sopra, che comunque avete tutta la vista anche dell'Angelo, e c'è una piccola casa della contadinanza che è un posto carino per assaggiare qualcosa di tipico e poi fare sicuramente uno stop a Cividale in tutto il centro storico, e io penso sia stupendo fare la camminata fino a Castelmonte. Ovviamente ci vuole magari un po' più di impegno, altrimenti si può comunque salire in macchina e vedere tutto il santuario, è stupendo e comunque è patrimonio, insomma, UNESCO, quindi lo metterei come posto da mettere nella lista.